La mortalità si è dimezzata, è scesa a una media del 15 al 6% e sono molto incoraggianti i primi risultati ottenuti dalla sperimentazione che si sta effettuando in diversi ospedali del nord, utilizzando il plasma ricco di anticorpi delle persone guarite dal Covid-19. E tanto che si prevede di estendere la sperimentazione e di incoraggiarne le donazioni. Da chi ha già superato la malattia, sulla plasmoterapia abbiamo sentito il parere del dottor Nenè Mangiacavallo. Per quanto riguarda la plasmaterapia, non è una tecnica, come qualcuno sostiene, nuovissima, innovativa. Non è per niente una novità perché già risale al secolo scorso l'avvento di questa pratica, sia pure in condizioni di emergenza. Già nell'immediato dopoguerra e anche nel periodo di guerra è stata praticata questa terapia, ma ha trovato applicazione anche e principalmente per la cura dell'Ebola, della SARS e della MERS. Quindi non si tratta di una tecnica innovativa. Relativamente a questa applicazione nei confronti del coronavirus, attualmente viene utilizzata in maniera cosiddetta compassionevole perché non sono stati effettuati trial controllati che verifichino la sicurezza e l'efficacia. Certo, dai primi risultati, che sono limitati evidentemente a pochi soggetti, pare che la terapia risponda, ma non può essere considerata la terapia, non può essere considerata la panacea come qualcuno vorrebbe presentarla, perché bisogna considerare vari aspetti di questa pratica terapeutica. In primo luogo la capacità da parte di un soggetto guarito di produrre anticorpi nei confronti del coronavirus e principalmente i cosiddetti anticorpi neutralizzanti. Se qualcuno, come ha scritto sui social, pensa che si tratti di un rimedio per prevenire questa malattia, non è assolutamente così, perché si tratta di un effetto tampone, se così lo possiamo definire, serve a bloccare momentaneamente il virus, ma non ha nessun significato preventivo perché si tratta di un siero con gli anticorpi. Il vaccino è cosa completamente diversa e ci auguriamo che in tempi brevi possa essere sintetizzato, possa essere poi commercializzato. Relativamente alle ipotesi di complotto che qualcuno ha scritto, ha elaborato sulla plasmaterapia, devo dire che nessuno può farsi convincere da queste stupidaggini, da queste baggianate. Qualcuno che ha scritto che è a costo zero questa terapia non sa nemmeno di che cosa sta parlando, o se lo sa sicuramente è in malafede a scrivere queste stupidaggini, queste baggianate che offendono la memoria di coloro i quali sono morti per assistere i pazienti affetti da coronavirus. Leggere ad esempio un post che sta circolando in maniera esagerata sui social a firma di un certo rango che non si qualifica nemmeno, non si sa se è un medico, se è un infermiere, che cosa faccia. Questo signore si è permesso di scrivere che un complotto ordito fra medici, scienziati, politici e giornalisti sarebbe responsabile del decesso del 90% delle persone che sono morte per coronavirus, perché ci si sarebbe rifiutati di praticare questa terapia. Ripeto, è un'offesa per coloro i quali si sono sacrificati, hanno sacrificato la propria vita per curare il coronavirus. È una tecnica che attualmente viene utilizzata in alcune realtà, come ad esempio al San Matteo di Pavia, all'ospedale Poma di Mantova, viene utilizzata, credo che sia partita anche una sperimentazione a Pisa, in varie realtà nazionali. Il Centro Nazionale Sangue credo che stia già lavorando al coordinamento di un trial controllato, perché per poter dire che si tratta di una terapia efficace e sicura non è sufficiente testare 20, 30, 40 o 50 soggetti, c'è bisogno di una popolazione significativa, ma principalmente c'è bisogno di effettuare studi controllati in doppio cieco, cioè nei confronti del placebo, perché non stiamo parlando di una cosa di poco conto. Come tutte le terapie potrebbe avere anche degli effetti collaterali e quindi prima di dire che si tratta di una terapia sicura, che si tratta della terapia come qualcuno ha scritto, bisogna essere sicuri. Sicuramente oggi, come rimedio in termini compassionevoli, si ha l'obbligo di prenderlo in considerazione,
ma rimane sempre il grosso problema del reclutamento dei soggetti guariti, della qualità del plasma e degli anticorpi neutralizzanti, e se ne potrà parlare in seguito, ed è una grande speranza, è uno spiraglio che si apre in questo difficile mondo del trattamento della Covid-19, e ci auguriamo che gli studi che sono stati già avviati possano confermare queste ipotesi di positività che da più parti sono state sottolineate. Tra l'altro attualmente viene utilizzato viene utilizzato negli Stati Uniti, è stato utilizzato in Cina, ma io non conosco i risultati di questo utilizzo. Speriamo bene.